Grazie alla loro costante opera di rivitalizzazione attraverso iniziative costanti permettono a chi vive questo territorio di vivacizzarlo e di tenerlo in modo più che decoroso. Dopodiché siamo anche contenti di poter dire che in questi anni abbiamo investito su questo quartiere in modo importante, sia con le telecamere che sono state installate, ma anche quindi per garantire sicurezza, ma anche con gli interventi che nelle prossime settimane partiranno, che permetteranno di rifare completamente i tetti a 4 edifici. Si tratta della zona di via Camporese, proprietà di Ater, dove per molto tempo le occupazioni abusive hanno fatto da padrone e ora è tenuta sotto sorveglianza grazie alle 26 telecamere posizionate mesi fa. Per quanto riguarda la legge regionale, invece, il presidente annuncia: sono in fase di approvazione tutta una serie di correttivi che siamo certi incontreranno perfettamente quelle che sono le aspettative dei nostri inquilini, e quindi siamo anche consapevoli che in questo momento di preoccupazione da parte di molti nostri inquilini possiamo venire a dare qualcosa di più di una parola di speranza. E di speranza, ma soprattutto intervento, si parla anche alla luce di quanto accaduto alla signora Marcella, l'anziana ottantenne sfrattata per termine dell'affitto ma salvata grazie a una raccolta firme che le ha permesso di restare ancora nella sua casa in Campo San Gregorio alla Salute. Da parte di tutte le istituzioni ci deve essere il massimo impegno perché non siano costretti a abbandonare il territorio. Noi da questo punto di vista speriamo, attraverso il bando che è stato pubblicato qualche mese fa dal Comune di Venezia e che crediamo nel giro di un paio di mesi avrà una graduatoria alla quale attingere, crediamo che qualche centinaio di queste persone e di queste famiglie avranno la possibilità di entrare all'interno di case dell'Ater completamente restaurate. Il rapporto domanda-offerta però non include tutti. C'erano circa 3.500 domande che sono state fatte, bisognerà verificare, stanno verificando se tutte queste sono domande correttamente compilate, quindi se tutte queste persone poi effettivamente hanno titolo per poter fare questo tipo di richiesta, ma se così fosse è chiaro che la disponibilità di alloggi rispetto alle richieste sarebbe decisamente insufficiente.